subito. Certo. E questa vi ho portato anche una curte che ho scritto proprio 10 giorni fa. Durante le vacanze di Natale, la prima volta che la eseguo in pubblico. Wow, che onore. Allora, quest'anno mi sono regalato, a proposito di panciotti che si restringono, ok, una bilancia elettronica. Sai quelle bilance elettroniche che vanno adesso, no? Sì, la mia ho tolto la batteria, quindi non si vede. Praticamente con queste nuove bilance tu non devi fare nulla perché ti comunica direttamente sul cellulare il peso, sono connesse. E quindi tu vai lì, ti pesi, ti arriva là, poi apri il cellulare, ti trovi, ahimè, il grafico tutto, che vai su. Anche le analisi del sangue ti fanno quasi. Per cui mi ha colpito questa cosa, e però mi ha dato un'idea un po' strana, no? Di come una bilancia del genere, in qualche maniera, possa poi, come dire, magari dopo vi racconto la storia che è successo a un mio amico. Esatto, vai. No? Magari poi non la comprate più. Ecco. Si chiama bilancia elettronica questa curta. Vai, Aldo. Ho comprato una bilancia elettronica. Pensa che ha persino il wifi. Se la usi è così tecnologica che su un messaggio il peso riceverai. Le donne invece non guardano molto. E mia moglie invece è lunatica, dice che mi cerco solo dei guai. Sicuramente le sta antipatica e sulla bilancia lei non ci salirà mai. E allora perché questo messaggio, tu dimmi cos'è. E allora perché sicuramente non parla di me. Ho comprato una bilancia elettronica, ma cos'è questo SMS qua? Son via di casa a lavorare da 10 ore oramai, ma soprattutto 85 kg non li ho pesati mai. E allora perché questo messaggio, tu dimmi cos'è. E allora perché e soprattutto chi è quello che pesa 10 kg più di me? Bravo. Fantastica, Aldo, meravigliosa. Mi sa tanto che ha passato l'idraulico lì. Sì, no, esatto, il postino, insomma. E si è anche pesato, vedi? Perché sai, si mangia tanto. Comunque, complimenti, fantastiche, veramente, guarda.